Buonasera e benvenuti all'edizione serale del TG di Tentel Europa Network. Guardiamo i titoli. Il presidente della giunta regionale firma il decreto per indire le primarie per la scelta del candidato utilizzando la legge regionale del 2009. Mario Oliverio interviene sull'inchiesta della procura di Catanzaro che lo vede indagato per peculato. Sarà demolita come le altre, ha detto. Sono 62.000 le domande accolte in Calabria per ottenere il reddito di cittadinanza. Reggio Calabria è in testa per numero di aventi diritto. E di 4 feriti il bilancio di una rissa tra ambulanti scoppiata a Fabrizia, nel Vibonese. È ricoverata in rianimazione la bimba di 3 anni caduta dal balcone di casa a San Gineto. I medici avviano la sospensione della sedazione. Vi proponiamo le spettacolari immagini girate durante un'immersione al largo delle acque di Praia a Mare. Allora ancora buonasera, grazie per averci scelto naturalmente. Dunque emergono nuovi dettagli nell'inchiesta che vede coinvolto il governatore Oliverio, l'inchiesta della procura di Catanzaro. È coinvolto anche il responsabile di una società di comunicazione di Roma e anche l'ex deputato PD Ferdinando Aiello. La difesa di Mario Oliverio ha annunciato il ricorso al Tribunale della Libertà. Vediamo il servizio. La difesa bolla l'inchiesta della procura di Catanzaro, in cui risulta indagato con l'accusa di peculato il governatore Oliverio come accanimento e ritiene priva di fondamento l'indagine. Certo, se il reato verrà confermato, bisognerà restituire il maltolto. Intanto la procura scrive, imputando al governatore, di aver accettato di spendere il denaro pubblico guidato dal solo interesse privato e di promozione personale. L'azione di Oliverio, scrive ancora la procura, nel tratteggiare la condotta degli indagati, risulta fin troppo evidente, essendo soggetto che ha completamente gestito l'operazione Spoleto, nella quale risulta indagato. È il proponente della delibera e a questo proposito si deve anche sottolineare che con essa si è prevista una spesa nuova e aggiuntiva al programma turistico già deliberato. Tradotto in soldoni, Oliverio ha creato, sempre secondo l'accusa, l'occasione, determinando un nuovo investimento di fondi. Il tutto finalizzato alla cura dell'immagine di politico in carica di se stesso. Ha accettato di spendere il denaro pubblico guidato solo dall'interesse privato, dalla promozione personale, attraverso la creazione di un investimento ad hoc. Il tutto finalizzato non alla partecipazione del Festival dei Due Mondi, ma in favore di un format giornalistico per garantire la promozione personale. Questo è il punto centrale, su cui si sviluppa l'intero impianto accusatorio. Oggi pomeriggio intanto sono arrivate anche le prime dichiarazioni ufficiali di Mario Oliverio su questa vicenda a margine di una conferenza stampa. Vediamo. Il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, ha fatto delle dichiarazioni a margine di una conferenza stampa in relazione all'inchiesta che lo vede nuovamente indagato. Ritengo allucinante questa vicenda perché si contesta al presidente della Regione un reato di peculato senza che ci sia l'oggetto, cioè la dazione di denaro, ha detto Oliverio, che ha sottolineato che la Regione ha finanziato con 100.000 euro un programma di valorizzazione e promozione della Calabria, in quella che ha definito una vetrina durata 15 giorni, ovvero il Festival dei Due Mondi di Spoleto. So solo, ha sostenuto ancora il presidente Oliverio, che in questi mesi prossimi alle regionali, perché prima mai si è verificato nulla, senza lanciare sospetti, sono oggetto di iniziative giudiziarie, come quella del 17 dicembre. Oliverio ha citato il chiaro pregiudizio accusatorio di cui si legge nella sentenza della Corte di Cassazione e ha anche parlato di una strana concentrazione sul presidente a ridosso delle regionali, queste le sue parole. Ha citato anche il Movimento 5 Stelle, affermando che sanno di fare sciacallaggio, di mentire e mentono ugualmente. Un ultimo riferimento alla magistratura: sfido i magistrati più accorti, autorevoli e con fare poliziesco del mondo. Siamo qui, ha detto Oliverio. E ancora di Mario Oliverio dobbiamo parlare, ma non questa volta per la vicenda giudiziaria, ma per le sue funzioni appunto di presidente della giunta regionale. Oliverio ha indetto con un proprio decreto le elezioni primarie per la selezione di candidati alla carica di presidente della giunta regionale. Il decreto di Oliverio è stato adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 25 del 2009. Vediamo.
Ricordate la legge regionale numero 5 del 2009? Sì, quella che prevedeva la possibilità di indire le primarie per legge. Ebbene, adesso torna d'attualità, perché il presidente della regione ha firmato il decreto perché si facciano, come prevede la legge, in data non successiva alla seconda domenica antecedente l'inizio del termine di presentazione delle candidature, stabilito dalla legislazione nazionale dal 30° al 29° giorno antecedente quello delle votazioni. La decisione assunta da Oliverio va letta come risposta alla difficoltà palesata dal PD nazionale di riconfermare il governatore nel ruolo di candidato alla presidenza. Una mossa a sorpresa per mettere fuori gioco la volontà del partito di promuovere il cambiamento. Il presidente in pratica è sicuro di poter avere la meglio nelle primarie, avendo dalla sua il sostegno convinto di molti sindaci vicino al Partito Democratico. Si apre dunque una nuova partita. Sarà interessante per esempio sapere quanti saranno coloro i quali si iscriveranno per concorrere. A giudicare dai rumors non saranno pochi, certo però non tutti potranno contare sulla quantità di voti necessari per passare, come si dice, il turno, ma è pur sempre conveniente partecipare perché alla fine si potrà sempre portare a casa qualcosa. Adesso cambiamo decisamente argomento, torniamo a parlare però del reddito di cittadinanza. L'INPS ha resi noti i dati delle domande accolte nel mese di luglio e in Calabria sono ben 62.383 le istanze che hanno ricevuto l'ok. La città con il maggior numero di beneficiari è Reggio Calabria. Vediamo il servizio. L'emergenza povertà esiste e va affrontata, si sa, soprattutto in una regione come la Calabria dove precari, disoccupati, anziani e famiglie fanno fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, ma la misura varata dal governo gialloverde, ossia il reddito di cittadinanza, rischia di non raggiungere l'obiettivo per una serie di ragioni. Intanto le domande sono inferiori alle attese, c'è poi il ruolo incerto dei navigator e l'esiguità delle somme. Del resto anche il vice premier Salvini esprime dubbi sulla validità. Speriamo, dice, possa creare lavoro. Certo, il reddito di cittadinanza ha avuto il merito di accendere un faro su un'emergenza spesso ignorata, ma la strada è ancora lunga e tortuosa. A fronte di 5 milioni di poveri rilevati dall'Istat ha risposto solo 1 milione, anche se per molte famiglie le somme ricevute rappresentano una boccata d'ossigeno. E intanto l'INPS ha diffuso i dati delle domande accolte nel mese di luglio. A livello nazionale sono 896.173. A guidare la classifica delle città che hanno ricevuto il maggior numero di risposte positive c'è Napoli con 36.399 domande approvate, a seguire Roma con 32.905 e Palermo con 26.114. In Calabria le domande accolte sono in totale 62.383, 22.777 quelle invece respinte. La città con il maggior numero di beneficiari è Reggio Calabria con 5.824 domande accolte, seguono Catanzaro con 3.026 richieste approvate, Cosenza con 2.828 istanze che hanno ricevuto l'ok, Crotone 2.822, anche se la città pitagorica in percentuale ha più percettori visto che ha una popolazione residente più bassa. A chiudere la classifica Vibo Valencia con 941 domande approvate. Secondo l'INPS l'importo medio mensile erogato nei primi 3 mesi è pari a 489 euro. Al sud e nelle isole però l'importo, sempre secondo quanto reso noto dall'Istituto di Previdenza, è superiore del 7% rispetto a quello nazionale. Adesso apriamo la pagina della cronaca, vi raccontiamo di una rissa che c'è stata nel Vibonese a Fabrizia. I protagonisti sono dei venditori ambulanti e il bilancio è stato anche pesante, 4 feriti. Vediamo il servizio. Mattinata di forti tensioni nel giorno del mercato settimanale a Fabrizia e di 4 feriti, tutti i venditori ambulanti, il bilancio di una rissa avvenuta questa mattina nella piazza principale del centro delle Serre Vibonesi nel giorno in cui è previsto appunto lo svolgimento del mercato settimanale. Ed infatti i motivi che hanno portato alla rissa poi degenerata in aggressione sarebbero da ricondurre a questioni di tipo privato scoppiate tra alcuni proprietari di bancarelle, probabilmente in relazione all'occupazione dei suoli dove esporre le proprie mercato. La violenta lite è degenerata in rissa a colpi di spranga e per uno dei 4 feriti, una donna di 49 anni, si è reso necessario l'intervento dell'Eli Soccorso per il trasferimento all'ospedale di Catanzaro, mentre gli altri 3 sono stati portati in ospedale a Serra San Bruno e a Vibo Valencia.
Al momento le uniche preoccupazioni sono per le sorti della donna che, secondo quanto è stato possibile apprendere, era intervenuta nel litigio che aveva coinvolto il marito ed il figlio, rimediando un colpo di spranga alla testa e riportando un forte trauma cranico e ferite lacero-contuse. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 per i primi accertamenti e l'avvio delle indagini, si sono precipitati i carabinieri della locale stazione ed i colleghi della compagnia di Serra San Bruno. In un primo momento si era ipotizzato l'utilizzo di coltelli nel corso della rissa, circostanza che non ha trovato riscontro nei successivi accertamenti compiuti dai militari e dai sanitari intervenuti. Le indagini dei carabinieri serviranno a ricostruire nei particolari quanto avvenuto all'interno del mercato settimanale di Fabrizia. Va bene. Le altre minori, le brevi di cronaca nella nostra rubrica dei 100 secondi di cronaca. È stata avviata dai medici dell'Annunziata di Cosenza la sospensione della sedazione della bimba di 4 anni ricoverata nel reparto di rianimazione dopo essere precipitata sabato pomeriggio dal balcone dell'abitazione di San Gineto. Secondo il bollettino medico, l'ultima TAC effettuata sulla piccola ha evidenziato fratture craniche multiple e un'emorragia cranica. La piccola era sfuggita al controllo dei genitori e si era sporta dal balcone di casa al terzo piano di uno stabile ed era precipitata al suolo. Un presunto pusher di 38 anni è stato arrestato dai finanzieri del nucleo mobile del gruppo di Lamezia Terme con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo era in procinto di prendere un pullman diretto in Svizzera. A trovare la droga nascosta nel bagaglio che l'uomo aveva con sé è stato il cane antidroga Argus, che ha segnalato ai finanzieri qualcosa di sospetto all'interno di uno zaino. Assieme alla cocaina, che era già stata suddivisa in dosi, è stato trovato anche un bilancino elettronico. 60 kg di prodotti caseari sono stati sequestrati nel Cosentino dai carabinieri forestali. Il blitz in un caseificio a San Benedetto Ullano. Nella struttura i militari hanno trovato confezioni di scamorze prive di tracciabilità, alcune delle quali con presenza di muffa. Su alcune confezioni di burro, inoltre, la data di scadenza risultava già decorsa da tempo. Sono state trovate anche forme di formaggio canestrato, le cui etichette non riportavano le informazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente. Per il titolare è scattata la denuncia e una multa di 8.000 euro. Un cucciolo rimasto intrappolato per 2 giorni sotto una catasta di legna è stato salvato dai vigili del fuoco. È accaduto a Mesoraca, nel Crotonese, ad allertare i 115 i residenti della zona. Effettuato il recupero, i vigili hanno notato che il cucciolo era sporco di catrame che ne impediva i movimenti. E adesso una buona notizia che riguarda la sanità, non ve ne diamo molto spesso in questo campo, a dire il vero. Riguarda una donna e riguarda l'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, che ha appunto ricevuto in cura questa donna trasferita d'urgenza dal nosocomio di Cetraro. Una donna alla 32esima settimana di gestazione, affetta da una malattia grave. Adesso sta bene, guardiamo. Era stata trasferita dall'ospedale di Cetraro all'Annunziata di Cosenza in gravissime condizioni. La donna, alla 32esima settimana di gestazione, presentava una ipertensione resistente alla terapia farmacologica e con successiva evoluzione in un quadro di HELP, complicata nell'immediato post-taglio cesareo da grave patologia multiorgano, tale da rendere necessario l'immediato trasferimento nell'unità di terapia intensiva e rianimazione diretta dal dottor Pino Pasqua. Durante la degenza in rianimazione, fanno sapere dall'Annunziata, la paziente, affetta da grave emolisi, epatopatie e grave anemizzazione, è stata sottoposta a monitoraggio e supporto dei parametri vitali e, grazie al lavoro sinergico delle unità operative complesse di anestesia e rianimazione, ginecologia e ostetricia, ematologia, radiologia interventistica e il centro trasfusionale, è stata sottoposta ad una serie di interventi diagnostici terapeutici. La terapia somministrata ha consentito la completa risoluzione del quadro clinico e la stabilizzazione dei parametri vitali. Adesso la donna sta bene, attualmente è ricoverata presso l'unità operativa di ginecologia e ostetricia. La sindrome di HELP, ha spiegato il dottor Pino Pasqua, direttore dell'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione, è una patologia rara e grave. La diagnosi precoce scongiura casi limite come quello che abbiamo trattato. In genere le pazienti in cui si sospetta una sindrome di HELP devono essere ospedalizzate e osservate in terapia intensiva, causa la possibilità di repentino peggioramento. Siamo soddisfatti del buon esito della terapia, ha concluso il dottor Pasqua, che è stato il frutto di un lavoro sinergico e un approccio multidisciplinare tra equip che ha consentito di risolvere un caso clinico veramente grave e dall'esito non scontato.
Vi dobbiamo raccontare anche le cose belle, naturalmente. E un'altra cosa bella ve la raccontiamo adesso per valorizzare le bellezze naturalistiche della nostra terra. In questo caso il mare, una gita fuori porta, meglio ancora sotto le acque, a Praia Mare, nelle acque dell'isola di Dino, una mia piccola avventura tra l'altro. Guardate. Il blu dipinto di blu non è solo in alto, ma anche in basso, sotto le onde del mare. Oggi vi mostriamo le bellezze dei nostri fondali, nello specifico quelli del costone nord dell'isola di Dino, a Praia Mare, dove siamo scesi grazie anche al supporto degli esperti istruttori della Dino Sub. Un viaggio dall'altra parte della superficie del mare per scoprire un mondo meraviglioso fatto di tanta vita e pertanto da amare e rispettare. Flora e fauna alle quali non siamo abituati, ma che costituiscono la ricchezza del nostro pianeta. La vita è nata qui, nel mare, ed è il mare che probabilmente ci salverà dai catastrofici cambi climatici che il nostro pianeta sta sperimentando a causa delle azioni dell'uomo. Per questo dobbiamo rispettarlo. Nel nostro breve viaggio effettuato all'indomani di una mareggiata non abbiamo purtroppo trovato una ottima visibilità, ma è sufficiente per godere della scoperta di un polpo, per esempio, che si nasconde nel suo anfratto tra gli scogli. E che dire dei tanti pesci che incontriamo e delle particolari vaccarelle di mare, cosiddette per i loro colori. Ci permettiamo di sfiorarle, nient'altro, perché la vita va sempre rispettata. Così come vanno rispettate e non asportate le stelle di mare, un'altra delle forme di vita del nostro meraviglioso mare, che ci dà anche la possibilità di passare in grotte e cunicoli scavati dalla forza delle onde nel corso di millenni. Una semplice escursione a 18 metri di profondità già vi offre questo spettacolo, escursioni che vanno effettuate solo, ve lo ricordiamo, in compagnia di esperti, perché le insidie comunque non mancano, escursioni che potremo fare solo se avremo rispetto per questa ricchezza straordinaria che sono le nostre coste, da conoscere per amarle. Diciamo la verità, ogni tanto il nostro lavoro ci dà anche delle belle sensazioni, delle belle esperienze. Allora, a proposito di mare, a Fuscaldo è terminata da qualche giorno la manifestazione che ormai è diventata importantissima sul Tirreno Cosentino, Alici in Festival, che è dedicata proprio a questo prodotto principe del nostro mare, al pesce azzurro. È stato un bel evento di spettacolo, di cultura, anche di gastronomia. Guardiamo. A Fuscaldo chiusura col botto per la 9ª edizione di Alici in Festival. Per 4 serate il lungomare è stato preso d'assalto da migliaia di persone che hanno potuto godere di un'ampia offerta che ha deliziato il palato, i sensi e la mente. Tanta gastronomia, suggestioni musicali ed artistiche, mostre fotografiche, ma anche importanti momenti culturali come il premio Fuscaldo Alici in Festival, un riconoscimento prestigioso attribuito alla carriera, alle opere meritorie e alle attività di personaggi illustri che con il loro impegno quotidiano sono diventati punto di riferimento per la Calabria e i calabresi. Ho voluto dare risalto a tutti coloro che si occupano di Calabria, che esportano la migliore Calabria nel mondo, ambasciatori e messaggeri che con molto coraggio lavorano in questa Calabria e vogliono rimanere in questo territorio e vogliamo insistere in questa direzione per poter far crescere con tutte le nostre forze, con tutte le nostre potenzialità, questo territorio che ha disperato bisogno di aiuto e di sostegno. Il lancio delle mongolfiere e oltre 15 minuti di fuochi d'artificio hanno concluso uno tra gli eventi più belli dell'estate calabrese, il cui successo è andato oltre le più rosee previsioni, con presenze da record e spettacoli di altissimo livello. Tutto questo è frutto di una pianificazione attenta, di uno studio, di una creatività che anche per predisposizione professionale impiego nel mio lavoro e impiego nella mia amministrazione, e stasera sono contento di essere il sindaco di Fuscaldo che ha organizzato questa manifestazione, che ha avuto appunto questo successo straordinario, che vede tanta gente felice. Vedere la gente felice, soddisfatta, contenta di aver vissuto emozioni forti di questi tempi è un bel risultato. Bene, adesso lasciamo il mare, andiamo in montagna, nel Parco del Pollino, perché a Civita, il Borgo Arbresce di Civita, ha ospitato la presentazione del cartellone della 9ª edizione del Calabria, con 2B stavolta, Calabria Teatro Festival, che è proprio in programma a Civita dal 12 al 18 agosto. Vediamo.
Presentato nel Borgo Arbresce di Civita il cartellone della nona edizione del Calabria Teatro Festival, in programma dal 12 al 18 agosto. Quello che noi vogliamo sottolineare è che è un festival quest'anno nato per le famiglie. Quindi ci piace l'idea di un teatro all'aperto dove mamma, papà e figli possano condividere dei momenti. Da qui anche l'idea di fare dei laboratori in cui genitori e figli possano partecipare liberamente. Si parte lunedì con il teatro di strada Calura Arte Popolare. Martedì 13 agosto lo spettacolo di Marco Morandi. Gradito ritorno di Massimo Ferrante con il concerto in programma mercoledì 14 agosto. E poi il viaggio nel magico mondo delle bolle di sapone. Ed ancora il ventriloquo Gigi, una banda di 10 dita danzerà nella luce sabato 17 agosto a cura di Silvio Gioia. Spettacoli, laboratori e mostre completamente gratuiti. Perché la scelta di arrivare a Civita, visto che il Calabria Teatro Festival è nato a Castrovillari? Ci ha portato a Civita perché Civita ha subito una ferita che penso ci vorranno anni e anni e anni perché si rimargini. Allora ci sembrava giusto, nel ricordo delle vittime, nella vicinanza, nel rispetto del cordoglio dei familiari, però essere vicini a questa comunità. Gli ha fatto eco il sindaco Alessandro Tocci. Una rinascita del nostro territorio passa per le attività culturali, quindi mi auguro che tutto il periodo che saranno qua il gruppo di Corea poter dare soddisfazione ai nostri concittadini e a tutti i turisti che visiteranno Civita. Adesso torniamo al mare, ma sempre per parlarvi di spettacolo, a Guardia Piemontese, alle Terme Luigiane, meglio, successo per il recital La Prova e sul palco c'erano giovani ballerini e interpreti calabresi. Un musical disneyano alle Terme Luigiane, in scena giovani ballerini e interpreti calabresi. La Prova è il recital in 2 atti, scritto e diretto da Francesco Mastroianni con la regia di Luca Ziccarelli. Sul palco la compagnia di balletto Skandenberg con gli allievi della scuola d'arte di Mirella Castriota, che ne ha curato la direzione artistica. Recitazione, danza, canto e divertimento, e non mancano le risate a scena aperta per la bravura e le battute degli interpreti, con delle coreografie inedite che contribuiscono a creare stupore e compiacimento grazie alla professionalità delle coreografe Angela Tiesi, Lia Molinaro e Patrizia Castriota. Un recital che racconta la storia di una compagnia che deve mettere in scena uno spettacolo e ha vari problemi, ma alla fine riesce a ottenere il suo scopo. Qui in scena a Guardia Piemontese alle Terme Luigiane, dove la compagnia di balletto Skanderberg ritorna dopo tanti anni. Noi siamo felici di far parte di questo momento, di questo ritorno, sperando che in futuro ci saranno altri appuntamenti. Il corpo di ballo della compagnia Skanderberg, nata nel 1985, fa parte della storia del balletto calabrese. In questi anni ha ottenuto, con affermati professionisti di fama internazionale, notevoli riconoscimenti. Adesso è il momento di guardare le previsioni del tempo. Ritorna in piena forma l'anticiclone nordafricano, portando il suo asse proprio sul Mediterraneo centrale. Le temperature aumenteranno, riportandosi oltre le medie del periodo dalla giornata di mercoledì. Questa configurazione barica sembrerebbe perdurare, molto probabilmente fino a metà mese. Domani tempo stabile, cielo sereno ovunque, temperature in ulteriore lieve aumento, con punte di 37-38 gradi nelle valli interne, specie del Cosentino. Domani mar Tirreno calmo, per venti calmi o deboli di direzione variabile, tendenti a disporsi da sud sul settore reggino e vibonese. Sullo Ionio avremo ventilazione tra debole e moderata dai quadranti meridionali, con mare generalmente poco mosso. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto per il momento, naturalmente vi ringrazio per essere rimasti con noi, vi auguro una buona serata e vi consiglio di restare naturalmente sulla nostra emittente.